Buongiorno cari amici e benvenuti anche alla live del vostro Marietto Veneziano. Stavo proprio spiegando alla Hilde la tematica di questa pillola perché rappresenta un po' questo detto: Dio fornisce il vento, ma le vele le deve alzare l'uomo. Lo ripeto, Dio fornisce il vento, ci dà le possibilità, ma l'uomo deve alzare le vele. Perché vi dico questo? Perché alcune volte nelle live interattive e gratuite della nostra Hilde e del vostro Marietto ci sono persone che continuano a fare le stesse identiche domande da mesi. È chiaro che se voi fate due o tre volte le domande alle Sibille e rispondono in modi diversi per il semplice fatto che le avete ubriacate. Quindi, cosa vi voglio dire con questa live? Che quando voi avete il vento giusto del Padre Eterno, cioè conoscete una persona giusta, conoscete una persona che vi aggrada o un lavoro che vi aggrada, voi dovete fare qualcosa per andare nella direzione giusta. E in questo mondo vi ho già spiegato tante volte che pranzi gratuiti non ci sono. Il Marietto vi parla per esperienza perché multinazionali, assicurazioni, banche, case editrici hanno tutti dei gruppi esoterici che lavorano a pagamento per loro. Lo ripeto, se Dio vi dà il vento, voi se vi volete muovere dovete alzare le vele. Quindi quando andate alle sibille interattive della vostra Hilde o del vostro Marietto e fate una domanda, o vi muovete di conseguenza, attivate dei riti propiziatori, dei sigilli o quant'altro, oppure, come vi ho sempre spiegato, alla mattina si alzerà qualcuno che ve lo vorrà portare via. Alla mattina, se voi avete qualche progetto, qualche idea, si alzerà qualcuno che ve lo vorrà portare via. Poi un'altra cosa importante, alcune volte Dio non alza il vento, ma molti si immaginano di sì, e continuano a alzare vele e non si muove niente. Questo perché? Perché molte volte se non si fa un'indagine radiostesica o sibillogica o via dicendo, alcune volte si prendono degli abbagli, delle accantonate, no? E capita che ci si innamori di persone che dicono, ad esempio, no? Io nella mia ditta sono il re. Nella verità il re è il padre e la madre e quel personaggio è stato messo lì per grazia divina, per karma. E quando poi deve scegliere, fare delle scelte della propria vita, non ha in mano nulla. Quindi, cari miei, cosa vi dice Marietto? Il Marietto vi dice che se Dio fornisce il vento, noi dobbiamo per forza alzare le vele. Non ce le alza nessuno e questo ce lo fa vedere la Chiesa di Stato che da 1700 anni continua a ritualizzare ogni Santa Domenica e in più dal 1190 ha messo lì parecchie donne di buona volontà a fare i rosari per rinforzare l'egregore. Perché vi dico questo? Perché l'altro giorno mi contatta una signora che non so neanche chi è, no? E aveva raccattato su qualche social qualche disegnetto e lo chiamavano sigilli. Allora, signori, prima di tutto se contattate il Maretto Ildegarda, vi ho spiegato che pranzi gratuiti non ci sono, dovete investire almeno 20 euro per 45 minuti per una consulenza. In più, quando voi andate a raccattare in giro per i social, no, come mendicanti, vi dovete ricordare che magari quell'oggetto o quel simbolo che vi fanno passare per sigillo, magari è stato in mano a persone che non sono stinchi di santo, no? E quindi vi attaccate o vi incollate al vostro corpo eterico magari cose che sono non tanto buone. Quindi cosa vi vuole dire il Marietto? Se sentite che Dio vi ha dato il vento, dovete alzare voi le vele, nessuno le alza al vostro posto. E per vele intendo, se volete usare il mondo esoterico, riti propiziatori, sigilli, ciondole e quant'altro. Se no, se voi pensate che basta fare un giro di sibille per risolvere i vostri problemi, io non dico che uno è caduto dal seggiolone da piccolino, perché il Marietto queste cose non le dice, però dico che è un punto di domanda una persona sa dove fare.
Quindi il consiglio Marietto, quando sentite che avete il vento in poppa, quando sentite che siete sulla strada giusta, alzate le vele, perché non lo farà nessuno al vostro posto. E state bene attenti che se avete qualcosa di prezioso, alla mattina si sveglia qualcuno e ve lo vuole portare via. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima. Ciao.